Amici bellini, video in serale è una cosa diversa perché ieri ho suonato, evviva, poi sono stato chiamato da Silver last minute, quindi lo hanno saputo chi è iscritto al canale Telegram, lo hanno saputo al volo. Vi faccio vedere un estratto, dopodiché ce ne andiamo subito a vedere il report e poi domani ne parleremo sicuramente, quindi dividiamo questo intervento su canale 8 in due tranche e guardatelo tutto, poi dopo c'è un mio il famoso finalino. Via, cominciamo, via. Martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Gradirei una bella tazza di caffè, anche se virtualmente, perché ci colleghiamo con New York, quindi andiamo dall'altra parte del mondo. Lo facciamo per salutare gli amici di Caffè Napoli 1926 e in particolare Valerio Fluido Celentano, che eccolo qui, dal suo punto di osservazione e senza la maschera di Spalletti. Ciao Valerio, ben trovato. Sì, oggi no, oggi sono solo io. Buonasera Silver, buonasera a tutti i seguaci di Linea Calcio. Sai come apro chiedendoti di partecipare al sondaggio che abbiamo proposto. Tu credi che Lobotka la meriti una chance o no? Prima Sì. Poi di essere giudicato. E può bastare uno come Lobotka per riequilibrare i giochi della mediana, ammesso che Fabian ha tanti estimatori e che Bakayoko ritornerà alla base? Sono due domande distinte e quindi io ti do un sì e un no, nel senso che per me merita di vedere, cioè noi meritiamo di vederlo sinceramente, lui merita una chance, noi meritiamo di vederlo con un minimo più di continuità, perché sappiamo che i giocatori quando poi li metti sempre per pochi minuti è difficile che diano il meglio. Ricordiamo anche Elmas, che qui viene considerato l'oggetto misterioso, non si sa, ma poi va in nazionale dove ha continuità e garantisce sempre prestazioni e anche reti. Lobotka noi l'abbiamo visto fondamentalmente su YouTube, sugli highlights, no? Goals and skills di Lobotka. Abbiamo visto giocatore anche rapido nel girarsi, nell'impostare il gioco, nel dribblare, nell'evitare il primo pressing, non male. Al contempo ti dico, se partisse Fabian Ruiz qualcosina in più lo vorrei vedere, quindi bene che resti e che abbia una chance, bene che il Napoli si guardi intorno, perché perderemmo troppo. Molto chiaro, molto chiaro. Senti, ma hai metabolizzato i fatti di Napoli-Verona o no? O aspetti anche tu una spiegazione, o hai firmato anche tu la petizione che il grande Maurizio Zaccone mi ha girato, invocando la voce del Napoli? Sì, allora io ho firmato la petizione di Maurizio, ma la mia posizione è chiara. Io non aspetto spiegazioni su quella partita e ci tengo, anzi grazie per avermelo chiesto, perché ogni volta che esce un video, che facciamo dei nostri approfondimenti, poi qualcuno dice da una parte e dall'altra, dice ma cosa vuoi che il Napoli ti risponda, oppure qualcuno dice stiamo ancora aspettando. La mia posizione deve essere chiara, io non ho retropensieri su quella partita, io ho dichiarato che per me era finita la benzina, l'abbiamo steccata, punto. Al contempo io firmo la petizione di Maurizio perché chiedo che il Napoli parli. Aggiungo, virgola, punto e virgola, punto e virgola, diceva Totò, il Napoli fondamentalmente parla, perché comunque twitta, perché comunque rilascia dichiarazioni a radio portoghesi, eccetera, eccetera. L'unica cosa è che non vediamo parlare i giocatori riguardo il campionato, fanno le loro storie su Instagram, è un silenzio stampa non chiarissimo ai miei occhi, insomma, si è semplicemente smesso di rispondere su notizie sul campionato in Italia. Sai che hai tutti i numeri per provarci tu a fare un'intervista al presidente, perché nel momento io sono convinto che se tu chiami il presidente, buongiorno press da New York, hai già tutte le carte in mano per potergli strappare qualche dichiarazione, lui parlerebbe volentieri. Mi pare che proprio la condizio sine qua non, quella determinante, sia non essere di Napoli. Guarda, mi hai messo una pulce nell'orecchio, vediamo, il numero non è facile a trovarlo, però potrei, forse sai cos'è più facile? Che vado sulla Quinta Avenue, vado da Armani e vedo se trovo qualcuno che mi dà un collegamento, perché adesso si parla molto. Ma quindi hai Armani a un tiro di schioppo quando arriverà la nuova maglia? Guarda Silver, questo è il mio, io qui se vedo la maglietta del Napoli sulla Quinta Avenue oppure su altri negozi così, io mi alzo in piedi e faccio un applauso, perché io
la gente mi conosce perché sono molto critico nei confronti della società in generale, non di De Laurentiis, cioè delle cose che si potrebbero fare di più e meglio anche a costo zero. Se la distribuzione quest'anno arriva all'estero seriamente, applausi. Poi se dovrà costare di più, costerà di più, ma io non devo essere costretto con il mio account americano ad andare su Amazon.it per cercare di prenderla. Ho dovuto fare un macello l'anno scorso per prendere la prima maglia originale che io ogni anno prendo per principio, per aiutare anche. La devo trovare. L'avresti veramente vicinissima. Allora, leggo un paio di messaggi. Uno mi interessa in particolar modo perché è la questione centrale di questa trasmissione, anche dei nostri discorsi. Poi andiamo al telefono perché c'è un telespettatore in attesa da valutare. Poi Salvatore Troisi, ecco, questo è interessante, ti coinvolgo subito, poi andiamo al telefono. Scrive: per una volta non siamo d'accordo, Silver. Insigne è fortissimo, ma per me può andare via, manca sempre quando serve, basta vedere l'ultima di campionato. Però, ragazzi, scusate, dico la mia. Il Napoli, spesso e volentieri al Napoli capita di vincere le partite per le giocate di Insigne, ma vince tutto il Napoli. La sera in cui la squadra con le gomme talmente sgonfie che non riusciva a fare due passi perché era schiacciata dal peso delle aspettative, dalla cattiva, secondo me, preparazione della partita che si credeva che il Verona avrebbe lasciato sul campo, in quella sera lì in cui il baricentro della squadra è talmente arretrato che Lorenzo Insigne gioca sui piedi di Isai, al termine della partita con il Verona che non si vince, la colpa è di Insigne. Io penso che sia ingiusto, sia ingeneroso, poi ognuno vede le cose calcistiche alla sua maniera, per carità. Chiedo un tuo parere, Valerio, perché poi di fatto al centro del tavolo la questione è il rinnovo Insigne. Allora, il paradosso qual è? Che Roberto Mancini ha dato le chiavi della nazionale a Insigne, che è l'uomo più forte e più rappresentativo di una nazionale molto forte, però non trapelano voci di novità a proposito di un incontro tra il Napoli e l'entourage di Insigne per l'eventuale rinnovo. Giusto o sbagliato? Cosa pensi tu, Valerio? Do tempo 2 giorni, poi dovrà andare in vacanza, credo, Insigne dopo l'Europeo, però ci deve essere deve essere la priorità assoluta l'incontro tra Insigne e Spalletti prima, perché poi Insigne può fare anche un anno, il contratto c'è tempo per rinnovarlo, però voglio l'incontro tra l'allenatore, il capitano e il numero 24 in questo caso, che comunque ha fatto una stagione straordinaria, forse una delle sue migliori, e ce lo siamo ritrovati proprio essere tutta la squadra molto spesso. Poi è chiaro, fa sensazione perché viene meno nell'ultima partita che era decisiva, ma come è venuto meno lui, è venuto meno Zielinski, è venuto meno Di Lorenzo. Bravo! E la migliore occasione l'ha avuta Lorenzo, nel primo tempo. Sì, esatto, quel tiro di sinistro che è andato di poco fuori. Quindi è ingeneroso, lo capisco. Allo stesso tempo io non credo che il Napoli debba sentirsi eccessivamente legato. Abbiamo visto un Atalanta far fuori il capitano, anche rappresentativo. Gomez è un giocatore di un certo livello, l'hanno fatto fuori anche a stagione in corso, si sono ricompattati, avevano delle riserve di qualità anche per sostituirlo in campo. Se il Napoli ha le idee chiare e se non si arriva a un accordo si sostituisca e si vada avanti. Noi dobbiamo pensare alla maglia, il capitano, grande rispetto finché è il nostro capitano, se chiede troppo, se non si arriva a un accordo, il caso Donnarumma è chiaro a tutti, non possono, le società devono fare i conti purtroppo con i bilanci, e il Napoli, specialmente il Napoli, perché altre società fanno pure quello che vogliono, il Napoli no, il Napoli fallisce. Sì. È vero, è un calcio bipartito, c'è chi fa quello che gli pare e piace e chi invece rispetta le regole, e così, quindi il fesso è quello che rispetta le regole? No, noi siamo sempre per la vecchia originaria interpretazione dei valori, sì. Cioè, non abbiamo cambiato posizione. Vai. Un'indiscrezione, perché ho parlato con un amico qui di New York che è un tifoso della Lazio, e lui non dava ieri sera ancora per certo Sarri, la firma di Sarri, però
nell'ambiente laziale si vocifera questa cosa, che se Sarri effettivamente viene confermato farà di tutto per convincere Lotito a prendere Insigne. Certo, E lì diventa tosta da accettare. Sai che Sarri alla Lazio potrebbe essere, per Sarri e per la Lazio, la migliore soluzione. Cioè la vedo un humus perfetto per far attecchire le idee tattiche, il lavoro anche maniacale di Sarri con quella squadra, con quei giocatori, in quell'ambiente lì. Solitamente la Lazio è una squadra che fa bel calcio, che si diverte e ottiene anche risultati. Però staremo a vedere. Ciao Silve! Carissima Anna, ben trovata. Carissima, sono 3 ore a telefono, ti faccio pagare a te la bolletta. Tu Hai capito? sai che sono disponibilissimo, figurati. Però Anzi, voglio anche la maglia che c'è addosso. Adesso Pure. devo dire a quel ragazzo, io ho 2 nipoti, uno sta a New York e l'altro stanno a Porto Rico. Io sono stata parecchie volte sia a Miami, a Porto Rico, e sia a New York, perché loro hanno dei ristoranti sulla strada di Manhattan. Allora, amici bellini, la signora Anna ha i nipoti a Manhattan e quindi io devo assolutamente conoscerla senza dubbio. Mi fa piacere essere intervenuto, mi ha fatto piacere essere intervenuto, così ho spiegato anche meglio qual è la mia posizione sulla società, perché molti commenti sul video di 2 giorni fa, insomma di ieri, non mi ricordo come mi chiamo, però siete stati molto anche duri, ma secondo me non avete capito bene, non avete capito il punto. E il punto è stato confermato dal tweet ufficiale di stasera, di oggi, dove il Napoli smentisce categoricamente le voci riguardo De Laurentiis Edo che si sta occupando del settore giovanile. Signori, quasi smentiscono cose che non escono nemmeno, sono prontissimi, sono sul pezzo, parlano è come se parlano, il silenzio stampa non esiste, smentiscono a raffica, quindi vuol dire che si può parlare, e quello che noi chiediamo è essere vicino ai tifosi. Sentite il polso dei tifosi che sono delusi, che sono arrabbiati, eccetera eccetera. Creiamo un pochino più di legame con i tifosi. Poi dopodiché quelle sono pretesti. Tu parli per smentire la UEFA, per smentire le voci sulla UEFA, eccetera eccetera. Poteva essere un'operazione simpatica, non l'avete voluta fare, va benissimo, applausi se poi invece la maglietta mi arriva sulla Quinta Avenue, lì, anche se lui ha messo a lavorare anche la figlia, che è un discorso su cui si può approfondire, io lì applausi, brava la società, siamo più presenti nel mondo. Da New York Valerio Fluido è tutto, grazie per aver lasciato un sacco di... Quanti ne avete lasciati? Ne avete lasciati 500? Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo.